Sfida al vertice in questa 10ª giornata del campionato di prima categoria Girone C. I padroni di casa del Ponte X in divisa bianco-granata hanno fatto del Grondona una piccola roccaforte con 4 vittorie su 4 partite giocate. Dall'altra parte del campo la capolista Borzoli in completo giallo-blu guida la classifica con 5 punti di distacco dall'inseguitrice e forte della miglior difesa del campionato vuole tentare il colpaccio per confermarsi sempre di più la prima della classe. Fischio d'inizio del signor Patrone di Genova e sintesi che si apre con un caso da Moviola. Su cross di Marco Revora i Granata lamentano un tocco di mano di Russo, ma il direttore di gara non concede il tiro dal dischetto e lascia proseguire. Rivediamo le immagini a rallenti. Arriviamo così al quarto d'ora dove sono le giocate a diventare protagoniste. Sassata di Lolliri dalla sinistra, Rivera attento e con i guantoni riesce a deviare in angolo un'incredibile occasione. L'episodio chiave del match arriva però 5 minuti più tardi quando l'arbitro concede un generoso penalty per questo fallo di Martino su Incandela. Gli ospiti non condividono la scelta ma il signor Patrone non vuole sentire ragioni. Poco male per il Borzoli perché sugli 11 metri Grezzi non riesce a incantare un super di Giorgio e anche la seguente ribattuta di Laporta non va a buon fine. I minuti scorrono a ridosso del 40esimo, ecco un'azione di giallo-blu. Lolliri passa Lombardo che mette subito in mezzo, pregevole l'aggancio di Caruba sul secondo palo ma la difesa neutralizza in angolo l'attacco. La prima frazione si chiude quindi a reti bianche ma grazie all'immagine al montaggio di Enrico Figus passiamo alla ripresa e più precisamente al 65esimo quando qualcosa di buono potrebbe nascere dalla punizione di Grezzi. Incandela non trova spazio in aria e la palla è facile preda di Giorgio. Il Borzoli prova a reagire e lo fa da calcio piazzato. Lombardi impegna Rivera a una super respinta in tuffo, Verardo sopraggiunge nell'area piccola ma sparacchia alto, divorandosi il gol del vantaggio. Ma è all'87esimo che la partita si infiamma. Lipardi riceve palla sulla sinistra e prova un diagonale di destro che chiama Di Giorgio a respingere la palla in angolo in maniera fortunosa. Questo però era solo il preludio del gol che arriva sul successivo corner di Grezzi che chiama lo schema. Passaggio veloce con un compagno ed è proprio il bomber a chiudere la triangolazione con una rasotella debole che però entra direttamente in porta. Molti lo definirebbero un gollonzo, ma tanto basta per portare il Ponte X in vantaggio all'89esimo. In pieno svolgimento dei minuti di recupero ci sono scintille in campo tra Grandoni e Rovatti e quando intorno c'è una polveriera lo scoppio è assicurato. Una vera e propria rissa tra i giocatori delle due squadre. Il direttore di gara non appena ristabilita una calma apparente decide che può bastare e il triplice fischio mette fine alle rivalità sancendo la vittoria per 1-0 del Ponte X. E sembra un peccato dover chiudere un servizio con immagini di questo tipo, però purtroppo certe volte la cronaca prende il sopravvento sullo sport. Tornando però al calcio giocato, la prima sconfitta stagionale del Borzoli arriva sul fortino del Ponte X, il Grondona di Pontedecimo, e la squadra giallo-blu nella prossima giornata affronterà il Libraccio.